È evidente che in questo momento la cosa più difficile da fare è quella di capire qual è l'impatto della situazione internazionale sul tessuto della piccola impresa. Il Veneto è la terza regione per esportazioni sul mercato della Federazione russa e aveva già registrato un calo del 27,7% delle esportazioni a causa delle sanzioni disposte nel 2014 dopo l'annessione della Crimea. In crisi è la filiera del lusso. L'embargo frena il tessile e la moda, gli accessori del distretto calzaturiero, il comparto orafo, i prodotti enogastronomici di eccellenza e anche la produzione di mobili lusso e complementi d'arredo di design. Tutto in un momento in cui, allentata la morsa del Covid, l'economia sembrava pronta a ripartire. Viviamo un paradosso che è quello che gli ordini non mancano, però non sappiamo come realizzarli questi ordini. Ci sono le filiere del lusso made in Italy che in questo momento non sono in grado di fare programmazione per la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime per quanto riguarda i costi dell'energia. In particolare, secondo la CNA del Veneto, si è registrato un preoccupante incremento di richieste d'accesso alla cassa integrazione da parte di imprese appartenenti alla filiera della meccanica, non come si diceva per mancanza di commesse, ma per l'irreperibilità di alcune materie prime e semilavorati indispensabili alla produzione. È chiaro che la Regione e il Governo in questa fase devono poter attivare tutte le forze possibili per sostenere queste filiere e quello che chiediamo al Governo è di ragionare su un ammortizzatore sociale straordinario oppure di potenziare la cassa integrazione per sostenere queste filiere.